A tutti voi buona giornata, ben trovati a questo appuntamento con il telegiornale di Telefriuli. Sono cominciate questa mattina le somministrazioni del vaccino anti-Covid nel nuovo polo di Pordenone in Fiera. È intervenuto anche il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, con il quale abbiamo parlato anche dell'incontro programmato nel pomeriggio tra regioni e il ministro Gelmini. Riccardi apre anche alla possibilità di usare il vaccino Sputnik, anche se chiarisce la regia deve essere nazionale. Assessore Riccardi, parte oggi questo polo vaccinale in Fiera, insomma, atteso anche per Pordenone per la vaccinazione della fascia 75-79 anni. Sì, è un obiettivo importante, raggiungiamo un risultato moltiplicando i centri vaccinali e quindi anche oggi salutiamo con soddisfazione questo risultato, avendo come obiettivo altri punti nel territorio della provincia di Pordenone nel corso dei prossimi giorni. Oggi un incontro anche col ministro Gelmini sul piano vaccinale, che cosa può emergere e che cosa vi direte? Insomma, noi chiederemo, abbiamo già anticipato delle questioni che ci preoccupano. C'è un problema del sistema di monitoraggio che deve cercare di essere più fedele rispetto a quando si calcola il contagio in relazione all'origine dei dati in termini temporali. Questo è uno dei problemi. L'altro problema è una definizione di una regola omogenea rispetto ai tamponi che si fanno, perché se io cerco il contagio lo trovo e più lo cerco più ne trovo. Quindi non è possibile che le misure conseguenti all'andamento dell'infezione siano correlati da un sistema di sorveglianza e di screening diverso. Questo è quello che sta accadendo e noi, siccome siamo tra le regioni che ne fanno di più, rischiamo di pagare un prezzo molto alto per questo. Ecco, sulle vaccinazioni, sulle dosi che arriveranno in Friuli Venezia Giulia, dei 3 milioni che sono stati annunciati, quanti spetteranno alla nostra regione? Il calcolo, insomma, della proiezione è intorno al 2%, noi dobbiamo sempre fare questo conto. Quello è quello programmato per il periodo del mese di aprile. Per quanto riguarda la possibilità di avere il vaccino Sputnik, decisione che spetterà all'EMA sicuramente, ma aprireste a questo? Sulla vicenda dei vaccini noi dobbiamo avere una linea nazionale, non si può tenere delle linee diverse una regione rispetto all'altra. Se ogni strumento efficace e validato dalle autorità scientifiche competenti che consentano la possibilità di utilizzarlo ed averlo, io credo che sia giusto utilizzarlo. E Riccardi ha fatto sapere anche che a giorni la Regione deciderà quando aprire le agende per le prenotazioni del vaccino anti-Covid anche per la fascia d'età 74-70 anni. Ma si diceva del nuovo polo vaccinale inaugurato in Fiera a Pordenone, andiamo allora a vedere come funziona. Si punta ad arrivare a 1300 vaccinazioni al giorno per 2 giorni alla settimana. È stato attivato questa mattina il polo vaccinale in Fiera a Pordenone, che consentirà le somministrazioni delle dosi alle persone fragili alla fascia 75-79 anni. Prime iniezioni oggi alla presenza dei vertici della Fiera, dell'azienda sanitaria e della Regione. Finora la vaccinazione per gli ultrattantenni l'abbiamo fatta nei nostri ambulatori vaccinali, allargandosi la platea abbiamo cercato adesso delle location, diciamo, che possono ospitare più persone. Nel centro contemporaneamente si utilizzerà sia il vaccino di AstraZeneca che il vaccino di Pfizer. Quindi oggi, diciamo, come fase di rodaggio aspettiamo circa 800 persone, a regime arriveremo a fare 1300 persone al giorno. E le postazioni sono 12, oggi ne useremo una decina e essendo che il lavoro va avanti tutta la giornata contiamo di utilizzare fino a 40 persone a giornata di ASFO qui dentro. La Fiera, dopo il drive-in per i tamponi, si mette così al servizio della sanità del territorio. Noi abbiamo dato la disponibilità intanto per 6 mesi, che è il massimo, con molti sacrifici tra l'altro, perché se noi dovessimo partire dovremmo usare gli altri ingressi e non quello principale, ma la nostra disponibilità è fino a fine ottobre, perché da quel momento in poi ci è impossibile avere questi locali occupati.
Nuovo lockdown in Slovenia, le misure del governo di Lubiana saranno in vigore dal 1 all'11 aprile, si va dallo stop alle scuole di ogni ordine e grado alla chiusura delle attività non essenziali, passando per il divieto di ritrovo e circolazione, tranne che per lavoro, salute o per ragioni legate all'emergenza. Le novità interessano anche i confini. Da oggi e fino al 12 aprile il decreto elimina le attuali possibilità di attraversamento dei valichi secondari, tranne che per i transfrontalieri che devono svolgere lavori forestali o agricoli. Saranno aperti con gli attuali orari i valichi principali, resta sempre l'obbligo, se non vaccinati, di esibire un test negativo eseguito nei 7 giorni precedenti. Saranno però riconosciuti solo i tamponi effettuati in uno Stato membro dell'Unione Europea o in un'area Schengen. La cronaca gestiva senza alcuna autorizzazione una discarica di rifiuti anche pericolosi a Capriva del Friuli, così il titolare di un'azienda che opera nel settore delle escavazioni è stato denunciato. La sede dell'impresa e i macchinari da lavoro sono stati sequestrati dai carabinieri del NOE di Udine. I militari del nucleo operativo ecologico di Udine hanno eseguito approfonditi controlli all'interno di un'azienda di Capriva del Friuli che opera nel settore delle escavazioni, demolizioni edili e silvicoltura. Hanno appurato che su un'area di circa 6.000 metri quadrati erano stati stoccati 9.000 metri cubi di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi. Il materiale deriva per lo più da demolizione, come ha dimostrato la presenza di un cumulo di circa 8.000 metri cubi di macerie e in parte minore da legno e da imballaggi misti di carta e plastica. Rinvenuti poi rifiuti pericolosi come oli esausti, apparecchiature elettroniche dismesse e anche un'autovettura demolita. L'azienda era priva di qualsiasi autorizzazione di carattere ambientale per la gestione dei rifiuti. Di fatto, quindi, si tratta di una discarica abusiva. È stato posto sotto sequestro l'intero compendio aziendale, compresi i rifiuti stoccati abusivamente e i 6 mezzi da lavoro utilizzati per la loro movimentazione. Denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Gorizia il titolare dell'azienda, che adesso sarà chiamato al corretto smaltimento dei rifiuti, al ripristino dello stato dei luoghi e alla regolarizzazione dal punto di vista autorizzativo. Una borsa termica pronta all'uso che si aziona semplicemente aprendola, l'ha brevettata un infermiere di Udine che ora spera in qualche imprenditore che possa metterla in produzione con il pensiero rivolto anche al trasporto dei vaccini. Vediamo. L'idea del brevetto nasce nel 2013 dopo una giornata di lavoro in cui mi sono accorto che mancavano dei dispositivi per il mantenimento della catena del freddo. Vedendo tutti gli altri prodotti in commercio non trovavo una soluzione ideale tale che la borsa non avesse bisogno né di elettricità né di frigorifero. L'utilizzo della borsa è estremamente semplice, può essere utilizzata o da chiusa, semplicemente aprendo la sua maniglietta esterna e verrà subito messo a disposizione il freddo al suo interno, oppure più semplicemente potrà essere utilizzato un dispositivo a pressione posto a un'estremità della borsa e la borsa si renderà già pronta al suo utilizzo. Spero che venga presa in considerazione da qualcuno, qualche imprenditore, qualche grossa società nella mia piccola realtà del Friuli Venezia Giulia, perché può essere veramente una nuova svolta nella frontiera dell'emergenza sanitaria. Questa notte, poco prima dell'1, la volante della Polizia di Trieste ha raggiunto uno stabile di Via delle Docce dove erano stati segnalati schiamazzi provenienti da un appartamento. Gli agenti hanno trovato 3 persone intente a festeggiare in violazione delle norme anti-Covid. Si tratta di 2 donne e un uomo che sono stati sanzionati. Chiusa l'ex strada provinciale 72 sul ponte del Tagliamento questa mattina a Preone a seguito di una perdita di gas causata dalla rottura di una tubazione a seguito di lavori sulla carreggiata. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, tecnici di Italgas e la polizia municipale. La fuga di gas è risultata importante, per questo si è reso necessario interdire temporaneamente il traffico. Il corso di laurea di Scienze Motorie dell'Università di Udine lancia la sfida Perdere peso ai tempi del Covid, Run for Health e recluta volontari di età compresa tra i 18 e i 50 anni. Il programma è studiato per dare risposte ad uno dei trend scatenati dall'emergenza Covid, ovvero l'aumento di peso. Una persona su 2 è in sovrappeso, il 47% degli adulti ha chili di troppo e di questi il 10% è obeso.
Parte dall'analisi di questi dati il progetto coordinato dal gruppo di ricerca del corso di laurea in scienze motorie del Dipartimento di Area Medica dell'Università di Udine e rivolto a persone di età compresa tra i 18 e i 50 anni. Run for Health è il nome del progetto, per partecipare al quale sono indispensabili alcuni requisiti come l'indice di massa corporea superiore a 30, calcolato dividendo il peso per il quadrato dell'altezza, essere mediamente attivi dal punto di vista fisico, esenti da gravi patologie cardiache, metaboliche, polmonari ed osteoarticolari e avere voglia di affrontare una sfida in nome della propria salute per 12 settimane. Il programma è studiato per dare risposta a uno dei trend scatenati dalle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria in corso. L'isolamento, la noia e la riduzione del tempo dedicato all'attività motoria hanno contribuito all'aumento di peso durante la pandemia da Covid-19, soprattutto nei periodi di lockdown. I partecipanti saranno sottoposti a test fisici iniziali non invasivi, che saranno ripetuti al termine dei 3 mesi a conclusione del percorso di riduzione ponderale. A completare il percorso gratuito ai partecipanti saranno dati anche preziosi consigli alimentari imprescindibili per un'effettiva e duratura riuscita della sfida. Un traguardo storico, i restauratori per i beni culturali ora sono inseriti in un elenco unico, ufficiale, pubblicato sul portale del Ministero per i beni culturali con il pieno riconoscimento di questa professione della cultura. Il commento soddisfatto di Francesca Comello, capo categoria di Confartigianato Restauro Friuli Venezia Giulia, all'indomani della pubblicazione da parte del Ministero dell'elenco naturalmente implementabile di coloro che oggi hanno i titoli per essere definiti appunto restauratori. È il risultato di una battaglia pluridecennale condotta da Confartigianato Restauro per vedere riconosciuta l'unicità del titolo, sottolinea Comello, che in Friuli Venezia Giulia ha sempre tenuto alta l'attenzione assieme ai colleghi e al presidente nazionale Roberto Borgogno per raggiungere questo obiettivo. Noi ci fermiamo qui, tra pochissimo l'appuntamento sempre in diretta con A Voi la Linea. Arrivederci.